Va ora in onda. Lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplici-mail@gmail.com. Dopo aver parlato appunto dell'intestino, adesso iniziamo appunto a praticare degli impacchi di olio di ricino. Dovete sapere che l'olio di ricino viene impiegato per frantumare ed estrarre la congestione attraverso la pelle. Può rivelarsi utile per alleviare i sintomi dei disturbi mestruali e per attenuare il dolore di colite e diverticolite. Lo si può inoltre usare per decongestionare il fegato e anche i reni. In questi casi gli impacchi vanno applicati sull'addome. Anche per esempio un impacco sul collo, sotto il braccio o nell'area inguinale attenua i rigonfiamenti linfatici. Adesso parliamo dei disturbi da trattare. Quindi la parola chiave per le situazioni che traggono beneficio da questo trattamento è congestione. Quindi i liquidi e i materiali di scarto si accumulano laddove il tessuto non è in grado di drenare efficacemente attraverso, come dicevamo, i comuni canali, e cioè da origine e congestione. Noi per esempio con l'iridologia sappiamo riconoscere molto bene le aree da presentare e i segni di dove arriva il dolore, l'infiammazione, il gonfiore, ossia i principali sintomi di congestione. Per esempio, se l'intestino, i reni, fegato o vasi linfatici funzionano male o sono bloccati, genereranno un accumulo di scorie che causerà infiammazione e irritazione nell'area interessata. Poi ci sono anche queste malattie infiammatorie pelviche, che si tratta di una definizione che comprende un numero di problemi concernenti gli organi genitali femminili e che può includere difficoltà mestruali, cisti ovariche, fibromi e altre cose. I sintomi addominali sono sovente il risultato di stipsi o di evacuazione sporadica. Infatti la materia fecale si accumula nel colon, la parte terminale, e forma un S del colon e le tossine iniziano a penetrare nei tessuti circostanti. Quindi gli organi genitali femminili si trovano molto vicino e dunque risentono maggiormente di questa intossicazione. Ed ora parliamo anche di aderenze. Le aderenze, un occasionale effetto collaterale di interventi chirurgici, ginecologici o genitourinari, rappresentano un'altra causa frequente di dolore addominale. In questo senso, persino un intervento effettuato con piccole incisioni cutanee può avere conseguenze di grande portata. Ogni qualvolta il corpo viene inciso deve ripararsi e per farlo si cerne una specie di colla per assicurarsi che il lavoro sia ben fatto e ne usa in abbondanza, però con il risultato che talvolta incolla anche i tessuti e organi interni e quindi si parla di aderenze. Perciò l'impacco di olio di ricino è considerato un rimedio specifico per le aderenze, perché ammorbidisce, scioglie ed elimina l'ostruzione in modo però delicato e naturale, senza scollare la ferita stessa. Ci possono essere delle controindicazioni, praticamente non utilizzate l'impacco di olio di ricino in caso di gravidanza o allattamento. Inoltre non applicatelo logicamente sopra una ferita aperta. Una cosa molto utile è come preparare e usare l'impacco di olio di ricino, ma vediamo prima cosa occorre avere. Allora, serve l'olio di ricino di buona qualità e lo potete acquistare in erboristeria o anche in farmacia. Il migliore però rimane sempre quello biologico. Poi vi serve
un panno di cotone non tinto e non candeggiato, ok? Vi serve la pellicola autosigillante, un asciugamano e una borsa dell'acqua calda oppure un impacco caldo. Quindi questo cosa serve? Serve quando avete problemi come quelli che vi abbiamo descritto prima. Quindi dovete eseguire la procedura ogni 2 giorni o 2 volte alla settimana e potrete forse notare dei piccoli depositi gialli o marroni sul panno quando lo andate a rimuovere. Questo indica che le tossine e le impurità sono state estratte attraverso la pelle. Se ciò dovesse accadere, gettate il panno. In caso contrario, lavatelo e riutilizzatelo nella volta successiva. Ma ora vediamo come funziona. Allora, punto numero 1. In un tegame dovete riscaldare 4 o 5 cucchiai, che corrispondono a circa 50 millilitri, di olio di ricino a una temperatura sopportabile della pelle. Il secondo passaggio: dovete immergere per 1 minuto circa il panno nell'olio, quindi torcetelo delicatamente per rimuovere l'olio in eccesso, ma non strizzatelo del tutto, perché il panno dovrebbe rimanere naturalmente intriso d'olio. Il terzo passaggio: occorre posizionare il panno sull'area che volete trattare. Dopodiché coprite il panno con della pellicola autosigillante che dovete avvolgere attorno al corpo per mantenere l'impacco al suo posto e sopra la pellicola posizionate un asciugamano e su di esso una borsa d'acqua calda o un impacco caldo. Dopodiché dovete sdraiarvi per 30 e 40 minuti. Una volta che il tempo si è concluso, dovete semplicemente risciacquarvi. Questo è un rimedio molto importante e molto utile. Come sempre, grazie per essere rimasti in nostra compagnia. Vi diamo però un anticipo su quello che sarà la settimana prossima. Come vi abbiamo anticipato, andremo a guardare quello che sarà il discorso delle spazzolature a secco della pelle, un rimedio molto importante che poi ci collegherà anche a Sebastian Kneipp. Grazie per essere rimasti con noi e alla settimana prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che? Omar dropped it. Bentrovati amici ascoltatori. Cosa parleremo oggi? Parleremo di truffe che si sono evolute, truffe che arrivano anche via messaggio. È ovviamente una presa in giro per tutti noi consumatori che andiamo a fare un nuovo contratto telefonico su qualsiasi compagnia che noi abbiamo, ci fanno firmare dei moduli sulla privacy e non si sa come questi operatori vendano in automatico i nostri numeri ad altre società, perché è impossibile ricevere tantissime spam come stiamo ricevendo in questi anni. È una cosa davvero incredibile, continuiamo a avere numeri di telefono che ci tartassano e soprattutto ricevere addirittura degli SMS fraudolenti. Perché fraudolenti? Perché è capitato proprio a un mio conoscente che ha ricevuto un SMS perfettamente realizzato come dalla banca con nominativo e tutto, dicendo autorizzi questa operazione. Naturalmente è sempre la solita tiritera, cioè cancellate tutto. Purtroppo è una cosa che non riesco a capire come mai, anche registrandosi presso il centro delle opposizioni per non ricevere più le chiamate, purtroppo ormai siamo costretti a non rispondere più a numeri di telefono che non abbiamo. È un qualcosa di veramente incredibile. E non solo, le truffe non arrivano soltanto via SMS, ma le truffe arrivano anche via WhatsApp
Ebbene sì, arrivano anche via WhatsApp, perché potete ricevere dei finti colloqui o finti contratti di lavoro all'interno del vostro telefono. In qualche modo sanno che state cercando lavoro e quindi si arriva a questa soluzione. Ma la domanda che tutti fanno, e sembra complottismo, ma credetemi, non è così, è: ma com'è possibile che tutto ciò che io ho paura, tutto ciò che io non voglio vedere sui social, che sia TikTok, Facebook, Twitter, chiamato oggi X, piuttosto che YouTube, in automatico mi compare? E i vostri amici vi dicono: ma sì, è l'algoritmo, basta scorrere. No, signori miei, non è l'algoritmo, è il microfono. Purtroppo ci ascoltano e non è uno scherzo, non è un fattore di nessun modo di allarmismo o complottismo, ma è la pura verità. Purtroppo ci ascoltano. E perché ci ascoltano? Ci ascoltano a fini pubblicitari. Se voi volete fare in modo che il telefono non vi ascolti più, potete fare benissimo questo semplice test. Purtroppo però c'è un rovescio della medaglia: dovrete fare a meno, per questo test, di mandare dei messaggi audio via WhatsApp. Basterà andare nelle impostazioni del vostro telefono, andare nelle impostazioni delle applicazioni varie, esempio se avete iPhone andate su generali, scorrete in basso fino a trovare le applicazioni, dopodiché scegliete YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente tutti gli altri che avete, TikTok. Disattivate assolutamente il microfono. Se voi disattivate il microfono, vedrete che ciò che vi dà più fastidio non lo vedrete più. Abbiamo fatto un test con un conoscente, abbiamo finto di parlare tutto il giorno della Ford Puma e pensate un po', verso sera con i microfoni attivi è arrivato proprio un messaggio dove c'era un preventivo per quanto riguardava la Ford Puma. Quindi il discorso è sempre questo: purtroppo se lasciamo acceso quello che può essere il nostro microfono in determinate applicazioni, purtroppo ascoltano. Quindi possono avverarsi delle truffe? No, però nel tempo stesso possono arrivarvi anche dei finti di contratti di lavoro, che può essere sempre un'agenzia pubblicitaria o meno, però non fidatevi, non vi costa assolutamente nulla, proprio come vi avevo detto di disattivare quello che era il discorso del Bluetooth quando state andando in metropolitana oppure state viaggiando in posti affollati. Sono piccoli accorgimenti, vedete, non ci sono più soltanto le truffe che possono essere legate al discorso di un virus sul computer. Adesso agli stessi hacker si sono evoluti. Attualmente ci sono dei colpi molto grossi nelle aziende dove vi hackerano completamente il sistema e vi chiedono un riscatto per fare in modo pian piano di liberare quello che è il discorso appunto dei vostri dati. In quel caso naturalmente è inutile dirvi di contattare immediatamente la polizia postale, non cedere a nessun tipo di ricatto. Cioè, purtroppo questa è la situazione attuale. Le regole possono sembrare le solite, ma non è così. Dovete, prima di premere qualsiasi link, prima di dire al telefono sì, ricordatevi che dovete sempre ragionare. È il signor Antonio Ferrari? Dica, non dovete mai dire di sì, perché quel sì viene registrato, viene tagliato e vi fanno fare un contratto. Oppure è arrivato un messaggio della banca che vi chiedono i soldi, niente da fare anche su quel lato. Buttate via il messaggio, gli fate uno screen, chiamate la banca, mandate lo screen via email e cercate di avere quello che è un discorso di conferma. Sono piccole cose che, ripeto, sono sempre quelle sostanzialmente, perché o vi arriva un file phishing via SMS, che vuol dire un file finto di richiesta d'aiuto, o arriva una voce registrata dall'intelligenza artificiale che vi chiedono dei soldi e voi, come vi avevo detto la puntata scorsa, dovete dire una parola in codice che sapete solo voi e i vostri familiari e vedete che riagganciano. Prestate attenzione quando rispondete al telefono, mai sì, dovete dire o dica oppure pronto, non date mai risposte affermative. E nel tempo stesso bisogna stare attenti anche, come vi avevo detto all'inizio, a quelli che sono i finti contratti di lavoro.
Per evitare queste cose, ripeto, basta semplicemente disattivare il microfono, perché purtroppo i nostri cellulari, o meglio i nostri smartphone, sono dei dispositivi di monitoraggio, tranquillamente. Cioè voi potete essere geolocalizzati ovunque, tutti i vostri spostamenti sono registrati, ma questo è da sempre così, con la scusa che voi dovete utilizzare quello che potrebbe essere, ma non è una scusa, è chiaro, se noi dobbiamo utilizzare quello che è un discorso di devo prendere lo stradario per poter andare dal punto A al punto B, mi sembra logico che dobbiamo utilizzare un satellite, ma nel tempo stesso, se voi andate a vedere i vostri spostamenti a livello di geolocalizzazione, a meno che non avete non consentito il vostro tracciamento, in poche parole ci sono tutti i nostri movimenti. Vi sembrerà strano, però è così. Quindi tutto è una truffa? No. Dovete stare attenti, soprattutto se non siete pratici abbastanza del mondo della tecnologia. Se siete abbastanza del settore, vedrete che non ci cascate. Purtroppo sono le persone che magari non sono molto pratiche, che questo non è un loro difetto, è una scelta. Vedete, non tutti amano la tecnologia, non tutti amano i cambiamenti, quindi bisogna rispettare anche queste persone e al posto di criticarle dargli loro una mano in modo tale da essere ancora più attenti. Sicuramente WhatsApp e tutto il gruppo Meta, compreso anche Apple, Android, stanno cercando di fare tutto il possibile per rendere un'esperienza utente più sicura possibile. Il problema è proprio questo: ogni volta che esce un virus nuovo c'è un antidoto nuovo. Esattamente, è sempre stato così anche negli anni 90, c'erano dei virus potenti, c'era l'aggiornamento dell'antivirus sul computer potente per quella causa, quindi prestate attenzione, leggete bene le email e vedrete che anche nelle email fittizie ci saranno degli errori, come uno spazio dopo il simbolo del copyright, o magari che non sono scritte bene, e basta poco per vederlo. Basta premere sul mittente e vedete che al posto di essere Google piuttosto che Meta c'è un indirizzo fittizio che termina in molti altri modi. Quindi mi raccomando, prestate attenzione. Io lo ripeto sempre, qualora non vi fosse chiaro qualcosa potete scrivere a Radio Libertà, come già in molti fate, ed è per questo che cerco di ripeterli, perché molti ci dicono che è stato interessante, che vorrebbero risentirlo per capire anche come non poter cadere in queste truffe. E se avete perso qualcosa è molto semplice: o ci seguite sui nostri profili social di Radio Libertà, oppure basta semplicemente andare sul sito di Radio Libertà nella sezione podcast e lì troverete tutte quelle che sono le puntate precedenti che vi impediranno appunto di cadere in queste truffe. Come sempre, grazie per essere rimasti in nostra compagnia. Il nostro appuntamento è per la settimana prossima. Omar Prodigy.